I numeri delle terapie intensive calano nonostante l'allentamento delle misure. Sta andando tutto bene? Per gli statistici è presto per fare un bilancio, ma l'ipotesi è che l'andamento della campagna vaccinale stia favorendo la tenuta del sistema. Quello che vediamo e che vedremo probabilmente nelle prossime settimane sarà una sfida a chi è più efficace, a chi corre più veloce tra il virus e il sistema di vaccinazione. Chi lavora nei reparti però avverte i numeri sono calati ma non si sono azzerati. È come se la terza ondata si fosse stabilizzata su livelli di equilibrio più elevati di quelle precedenti. È una quindicina di giorni circa in cui ci siamo riposizionati su un livello di minore impegno, ma anche sulla persistenza dei ricoveri. Il professor Vianello coordina le terapie semi-intensive del Veneto. Per capire cosa sta succedendo, dice, dobbiamo fare il paragone con quanto è successo un anno fa. Nel maggio 2020 c'è stato un drastico, rapidissimo calo dei ricoveri che ci ha consentito di chiudere la nostra terapia semi-intensiva nel giro di 15 giorni. Quest'anno non è così, tenga conto del fatto che nella prima ondata abbiamo ricoverato 100 pazienti nel nostro reparto, nella seconda 500. Tradotto, ci sono le vaccinazioni, c'è la bella stagione, ma attenzione. Penso che le persone debbano cambiare mentalità, che la mascherina debba diventare quasi come la cintura di sicurezza.